e qui possiamo vedere la rocca di Monselice, però lasciamo perdere perché oggi più che classico turista oggi sono motociclista, quindi puntiamo a cercare curve, andiamo avanti. Al momento siamo qui, siamo arrivati a Monselice, rocca di Monselice, poi andiamo verso est, Calaone, Arqua Petrarca, Cocinto Euganeo, Montefasolo, Lozzo, a Testino, qualcosa così, Passo Roverello, via Roverello numero 1, non so che cosa ha puntato, forse un posto dove andare a mangiare, ristorante Belvedere, quasi deve esserci un Belvedere, quindi immagino che sia da fermarsi, Torreglia e Teolo, e poi torniamo a Chioggia. Bene, siamo arrivati a est e adesso puntiamo a Calaone e iniziamo a fare un pochettino di curve. Attacchiamo la GoPro al casco e speriamo anche si senta qualcosina. Non parlerò perché si è rotto, bellissimo questo furgone. Non parlerò tanto, anzi parlerò praticamente niente perché si è rotto il microfono che si collega alla GoPro. Quindi adesso attacchiamo la telecamera al casco. Siamo arrivati a Calaone, dovrebbe sentirsi qualcosa, qui un campanile che è al solito attaccato alla chiesa come si suol dire, est 3,5 km ma ci siamo già stati, seguiamo per Valle San Giorgio e andiamo a fare un po' di curve. Lascio la telecamera accesa, vediamo se riusciamo a riprendere qualcosina. Ok, Arqua Petrarca l'abbiamo vista e adesso buttiamo a qualche altro paesino. Bene, abbandoniamo Arqua Petrarca e andiamo avanti verso Cinto Euganeo, Lozzo, a Testino. Ci proviamo. Tanto anche se ci perdiamo qua siamo vicino a casa, è tutto quanto semplice.
Ok, se si vede la cartina andiamo adesso verso Passo Roverello, e qua ho appuntato anche via Roverello numero 1, deve esserci qualcosa, verso Garzignano Terme, avanti tutta. Bene, siamo più o meno a Passo Roverello. Ho preso una strada strasecondaria e adesso puntiamo a, vediamo un pochettino dove possiamo andare, Calzignano Terme. Impostiamo il navigatore. Buon pomeriggio, sono le 5 del pomeriggio 2 volte ho detto, va bene lo stesso, e ho finito il giro che avevo programmato, quindi ho toccato i vari touch point dei Colli Ugani e ho visitato più o meno tutte quante le strade che mi interessava visitare. Quindi adesso prendiamo, mettiamo la moto in garage e anche per oggi è fatta. Controllatina la ruota posteriore che oggi è stata consumata un pochetto, manca 1 centimetro, facciamo 2 per lato. E anche per oggi è tutto. Mettete un mi piace se il video vi è piaciuto, un bel commento non mi dispiace mai, e se ancora non l'avete fatto seguite il mio canale. Qui la mia moto, ciao!